je pense aux jours lointains. Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito, come una fonte, come un oceano, come un fiume, come un fragore. Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni, Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, mentre il nostro Papa Leone è in Turchia a visitare questa terra santa, le origini del cristianesimo, per la presenza di Maria, di Paolo, di Giovanni, dei primi concili, noi vogliamo sostenerlo con la nostra preghiera affinché sia un tempo di incontro, di redenzione, di consolazione. Riceviamo oggi ancora una volta la vita di Dio e offriamo a Lui la nostra. Domandiamo perdono per i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ridesta, o Signore, la volontà dei tuoi fedeli, perché collaborando con impegno alla tua opera di salvezza, ottengano in misura sempre più abbondante i doni della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva 3 costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, ecco un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva 4 ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva 4 teste e le fu dato il potere. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro.
Divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a Lui la lode e la gloria nei secoli. A Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. A Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. A Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. A Lui la lode e la gloria nei secoli. Alleluia, 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 alleluia. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi quando già germogliano. Capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino.
In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Nel difficile cammino che stiamo compiendo questa settimana, ascoltando il libro di Daniele, che è pieno di simboli difficili da decifrare, oggi è il tempo di fermarsi, di fare silenzio e di contemplare, perché accade qualcosa di diverso rispetto a tutte le pagine che finora abbiamo ascoltato. Lo stesso Gesù in qualche modo lo dice nel Vangelo. Bisogna fare un po' attenzione a come oggi guardiamo, non soltanto il fico, ma a questa scena che si spalanca davanti a noi nel cielo, perché oggi entriamo proprio lì. Un segnale di questo cambiamento ce lo dà Daniele, non l'abbiamo ascoltato oggi perché è la riga successiva a quello che il testo oggi ci consegna, ma per la prima volta il profeta Daniele ha paura, è agitato e turbato. Finora ha manifestato una grande calma e serenità, anche in mezzo ai leoni, lo farà in mezzo alla fornace, lo farà davanti a qualunque re che dovrà incontrare. Oggi invece davanti a questo cielo che si apre, si agita, teme. E vi ricordo che stiamo provando a leggere questi testi tenendo in filigrana un movimento che l'ultima settimana dell'anno liturgico ci chiede di vivere. Noi stiamo tornando verso l'origine, ce lo stiamo dicendo dal primo giorno che ci siamo incontrati questa settimana. Stiamo tornando verso l'origine che per noi è il Dio uno e trino. E noi vivremo questo momento nello specifico il giorno di Natale per ripartire, per tornare a vivere in modo nuovo. Stiamo vivendo e guardando la vicenda di Daniele tenendo sullo sfondo il rapporto tra Gesù e noi, tra Gesù e il Padre. Vi ricordate ieri Daniele in mezzo ai leoni è come Gesù nel deserto in mezzo alle fiere, e il modo in cui Daniele parla con Dario ci ricorda il modo in cui il Padre e il Figlio stanno insieme. Oggi entriamo proprio dentro la vita di Dio, la vita trinitaria, e potremo guardare, ascoltare, contemplare qualcosa di loro per essere trasformati. Che cosa accade oggi? Che Daniele intuisce che dietro le sue battaglie c'è qualcosa di molto più grande. Lui ha a che fare con i leoni, come Gesù avrà a che fare con le fiere, ma dietro questa battaglia c'è una lotta cosmica che riguarda tutto il mondo, che riguarda anche le creature celesti, che noi non riusciamo a vedere con gli occhi del corpo, ma si sta realizzando. Dietro le nostre battaglie e fatiche quotidiane c'è molto di più. Si sta costruendo una storia di salvezza. E le nostre fatiche personali, forse un giorno scopriremo che hanno contribuito a portare salvezza al mondo intero. Cosa succede? Che Daniele vede che nel cielo sta avvenendo una battaglia. Tra che cosa? Potremmo dire tra il male e il bene, ma rischiamo di comprendere male, perché non ci sono due principi, non c'è il male e il bene, questa non è la fede cristiana, ma c'è il potere, che di per sé è una cosa buona, che può pervertirsi ed essere vissuto male, o c'è il potere, che è una cosa buona, che sceglie di agire bene. È il potere di Dio, è il potere che Dio vuole consegnare ai suoi uomini, ai suoi figli, a ciascuno di noi. Noi stiamo qui dentro e proviamo a vedere che cosa accade, perché c'è una perversione del potere. La perversione del potere ci viene descritta con la presenza di queste 4 bestie. Cos'è che fanno queste 4 bestie? In sintesi, distruggono e basta. Divorano e basta. Addirittura si autodistruggono. La perversione del potere, e tutti noi abbiamo un potere.
quando decidiamo di staccare questo potere da colui che ce l'ha dato per servircene per i nostri interessi, questo potere si perverte e si autodistrugge, distrugge e si autodistrugge. D'altra parte invece c'è un potere buono, che è il potere di Dio rappresentato da questo vegliardo, che è al contempo mite e forte. La mitezza è rappresentata dai suoi capelli che sono come lana, dalla veste bianca, ma è forte, sa dove guidarci, c'è un carro e il carro è di fuoco. Non è un Dio inconsistente il nostro, non è un Dio che non sa che cosa fare, sa come fare, ma il modo in cui agisce è attraverso una forza mite. E qual è la grande differenza però tra un potere pervertito e il potere di Dio? Sono due. Il potere pervertito, se ci avete fatto caso, non collabora. Sono 4 bestie che distruggono, ma non hanno un intento comune, ognuna va per sé. Non c'è relazione, non si parlano, non c'è un progetto, distruggono e basta. Qual è il potere invece di Dio? È un potere relazionale, c'è un vegliardo che sta davanti a uno che è un figlio dell'uomo. Sono 2, uno davanti all'altro, e accade qualcosa tra di loro. Ed è un potere che non viene trattenuto, ma viene trasmesso, consegnato. Non c'è gelosia. Il vegliardo dà tutto il potere a questo figlio, non lo tiene per sé. E quando c'è gratuità, quando c'è trasmissione, noi siamo certi che il potere ha a che fare con la bontà. E qui però accade qualcosa che è ciò che noi oggi siamo chiamati a contemplare. Questo figlio dell'uomo non si presenta davanti al vegliardo. Non so se avete presente l'altra pagina del profeta Isaia in cui Dio dice: chi manderò? E il profeta risponde: ecco, manda a me. Qui non avviene così. Il figlio dell'uomo non si autopresenta, non dice eccomi, manda a me. Il figlio dell'uomo è presentato al vegliardo dalla corte celeste. Potremmo tradurre: la corte dice a questo vegliardo: ecco, manda lui. Manda lui. Non noi, manda lui. E questa è l'unicità che oggi siamo chiamati a contemplare, perché qui si gioca il potere di Dio e la nostra salvezza. Che cosa accade tra il vegliardo e il figlio, questo noi non lo possiamo sapere, possiamo solo intuirlo. Se questo figlio dell'uomo è davvero Gesù e questo vegliardo è il Padre, che cosa ha provato il cuore del Padre sentendosi presentare il figlio? Manda lui per tutti noi. Sacrificalo, offrilo, dagli il tuo potere mite e forte, perché lui ci salvi. Che cosa avrà provato il Padre? Non lo sappiamo. Però manda il figlio. In questo mare di odio e di distruzione il Padre ci ha dato il figlio. Questo contempleremo il giorno di Natale. Non solo un bambino in una mangiatoia, ma il dono gratuito non necessario per Dio. Non era tenuto a farlo, ce l'ha dato. È necessario per noi perché se non c'è Gesù noi siamo persi, ma non era necessario a Dio. Dio ce l'ha dato gratuitamente per amore e solo per amore in questo mare di odio e di distruzione, per salvarci. E noi siamo oggi chiamati a fermarci e a guardare questo. L'hai dato a me, l'hai dato a noi, per amore, per la salvezza, per insegnarmi a vivere il potere che ho come lo vivi tu, in modo buono, in modo dialogico, in modo comunionale, senza trattenerlo per me. Noi cosa possiamo fare oggi? Ecco che prendiamo in mano l'ultimo tratto che la liturgia di questa settimana ci ha consegnato e che finora non abbiamo guardato. A noi rimane fare come il Salmo ci ha consegnato per tutti questi 5 giorni: benedire, lodare e ringraziare. In ogni giorno di questa settimana il Salmo era la preghiera di Daniele: benedite opere tutte del Signore il Signore, benedite cieli, benedite acque, benedite animali, benedite figli dell'uomo. Davanti a tutta questa gratuità e a questo amore, a noi oggi soltanto di dire:
benedetto sei tu, Signore, Re del cielo e della terra. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Re del cielo e della terra. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questi santi doni che ci hai comandato di offrire in onore del tuo nome, perché seguendo i tuoi insegnamenti diventiamo un'offerta a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Nel nome del Signore, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Pietro e Cesira, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con cuore grato ci rivolgiamo al Padre dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma così soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù, credo che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te.
non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Sì, il cielo è qui su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci dai la gioia di partecipare ai divini misteri, non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'amore del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu hai dato al mondo Cristo nostro Salvador. Madre sei di Gesù, sì benedetta tu. Ave Maria,
Union Fur chiude. Sì, il 28 febbraio 2026 Union Fur chiude e liquida tutto. Sconti del 50, 60 e 70% con la liquidazione finale di tutti i capi. Sconti fino al 70% su tutto e occasioni imperdibili su... E le taglie volano via. Dopo oltre 50 anni, Union Fur chiude e liquida tutto. In via Ogane a Bresseu 2 a Bresseu di Teolo, Padova. Se prendo 3 pezzi, il terzo pezzo lo pago €1. È da pazzi! No, è da Nico Abbigliamento Calzature. Fino al 17 novembre acquista 3 articoli. Il meno caro lo paghi solo €1. Solo €1! Pazzesco! Ogni 3 pezzi, il meno caro lo paghi €1. Solo da Nico Abbigliamento Calzature e su nico.it fino al 17 novembre. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore.